L'amministrazione comunale di Agrigento interviene in replica a quanto pubblicato dal videogiornale di Teleacras ieri, lunedì 2 novembre, nel merito delle condizioni di Piazza Cavour ad Agrigento. La vice sindaco Elisa Virone afferma: l'amministrazione ha avviato da alcuni giorni delle procedure che hanno assicurato la manutenzione e il parziale rinnovo delle panchine e del verde in Piazza Cavour. In queste ore stanno per essere ultimati i lavori sulle sedute che da anni erano danneggiate o addirittura mancanti, alla fine di una loro idonea manutenzione o in alcuni casi sostituzione. Un soggetto privato con una pratica protocollata nei giorni scorsi si è reso disponibile, oltre che alla cura del verde che insiste sulla piazza, anche al ripristino dell'arredo urbano in essa ricadente. Nella giornata di lunedì scorso le sedute sono state prelevate per essere lavorate o sostituite, concorrendo a ripristinare il decoro della piazza da anni perduto. Già domani, mercoledì, saranno restituite alla città perfettamente fruibili, a differenza che in passato. Per assicurare la migliore resa del verde che andrà collocato su Piazza Cavour, oggetto di un dettagliato progetto a cura di un tecnico qualificato, si è già proceduto nella mattina di venerdì ad un accesso congiunto sui luoghi tra un tecnico del competente ufficio comunale e alcuni operai della Girgenti Acque, al fine di dotare la piazza di una presa idrica controllata che assicuri il mantenimento e la cura di idonea vegetazione che sarà piantata nei prossimi giorni. Per evitare che i luoghi potessero costituire un pericolo nella fase di lavorazione, si è provveduto a delimitare l'area con un nastro dissuasore. E adesso ascoltiamo la stessa Elisa Virone al nostro microfono. Dunque, lavori di manutenzione in corso e ormai alla vigilia della conclusione in Piazza Cavour. Sì, sono dei lavori rispetto ai quali su sollecitazione dell'amministrazione si è fatto carico un soggetto privato. Mi riferisco in particolar modo alla manutenzione e in alcuni casi alla sostituzione delle panchine in legno che circondano le ciotole che insistono su Piazza Cavour, nonché di altre sedute che sono adiacenti alla piazza. Questo lavoro che noi confidiamo di consegnare alla città oggi o domani, quindi tra brevissimo tempo, è frutto di quell'attività dell'amministrazione che da un canto chiama un po' a raccolte privati di buona volontà che possono intervenire attraverso il loro supporto a concorrere ad un'attività di buona amministrazione, e ai privati che si rendono disponibili credendo in qualche modo nella buona volontà e nella volontà di ben operare di questa amministrazione. Quindi sono state rimosse per questa ragione, transennate in ragione di ipotesi di pericolosità. Le panchine? Sì, le panchine sono state rimosse per questa ragione. Successivamente si sta provvedendo, e credo che sia un lavoro ultimato o da ultimare nel giro di poche ore, alla loro manutenzione, sostituzione e ricollocazione. Contestualmente il verde che insiste sulla piazza, attraverso un meccanismo per il quale abbiamo garantito una presa idrica controllata sulla piazza stessa, potrà essere un verde di maggiore qualità, fiorito. Abbiamo anche un piccolo rendering progetto che abbiamo mostrato alla città, cercando in qualche modo di riabbellire una piazza che effettivamente da anni appare anche trascurata in maniera, diciamo, particolarmente evidente. A questo si abbina, sempre sul Viale della Vittoria, la manutenzione e sostituzione di alcuni punti luce, dei corpi illuminanti che insistono sul Viale della Vittoria. Ne mancano soltanto 7 all'appello e abbiamo superato qui un contenzioso che è in corso in realtà con il gestore Nel Sole, ma rispetto al quale siamo riusciti comunque a far procedere la sostituzione di questi corpi illuminanti, delle illuminazioni dei corpi illuminanti, per ripristinare in qualche modo la corretta illuminazione nella via. L'amministrazione agisce in proprio per alcuni profili, agendo attraverso le risorse che ha a disposizione, vi è più in un momento particolare come quello della gestione provvisoria, in cui si possono affrontare le spese che sono, finalizzate ad evitare danni gravi e certi all'ente, per cui un profilo di spesa molto circoscritto e molto ridotto. L'approvazione del bilancio darà più ampio respiro nella gestione delle risorse. Noi vediamo per primi e pensiamo per primi, sin dall'inizio del nostro insediamento, al modo attraverso cui ripristinare un parco giochi all'interno della città, più parchi giochi all'interno della città per i bambini, e quindi ci avvediamo per primi dello stato di desolazione in cui versa in particolar modo questo aspetto della dimensione cittadina. Siamo
per un verso sostenuti da coloro i quali intendono in qualche modo concorrere a questa attività. Nello stesso tempo, in proprio, cerchiamo di affrontare gradualmente, per come ci viene consentito, la possibilità di gestire delle spese che, ripeto, da qui a breve si scioglieranno in ragione dell'approvazione del bilancio di previsione, che vanno nella direzione di offrire dei servizi dei quali la città obiettivamente è da molto tempo privata.